All'ere une volte un frut che si chiamava Zanetto fra che semule. Sì, così, Zanetto fra che semule. Che chi a le sofa me, lui, le mamme e il papà. Avvisi sapere che Zanetto era un frutto tan speciale, perché che plasevin tan ma tanti piruzzi. E quando era la stagione alleve sull'arbore e non voleva più venire, anche se suo marito lo clamava, Zanetto, Zanetto. Ma cuiese che brutta fiore, così sgarlufide, così brutta, così triste. Ah, come mi par di visami, hai una vecchia strie, hai una che plasin i frutti che mangi in piruz. E allora un die là de sotto dall'arbol e gli ha detto a Zanetto, Zanetto, tirami un piruzzetto. No, io, che tu mi chiappis. Zanetto, tirami un piruzzetto. No, tu mi chiappis. Dai, Zanetto, un piruzzetto solo. Hai detto di no perché tu mi chiappi. Insomma, la vecchia stria tanto insistute, tanto fatta, finché Zanetto le la tiu e io a mi tu in tal sac. Molimi vecchie striate, sapevi che tu mi imbrogliavi, molimi vuoi tornare dal papà e dalle mie mamme, molimi di chi? Aiuto! Allora le vecchie strie acclamate Sofie, Margherita e Margheritton e gli ha detto prepara il pignaton che mi tinga a boli Zanetto Zanetton, così la mangin pardabon. E così Margherita e Margheritton a glielade a chioli il pignaton permetti a boli Zanetto Zanetton. Intanto Zanetto, che era tan furbo, è arrivata a saltare fuori dal sac e le lata mettisi sul caminetto, lassù, proprio ad alt. Rive le strie e dis, ma Zanetto, ma come hai tu fatta là lassù, così ad alt? Dimmi come che tu hai fatto. Zanetto, che era furbone, e dis, beh, hai chiolto un sedon, un piron, un curtissimo, tu un disore di che l'altro, e sui montato su e sono arrivato su. L'ore le strie che voleva mangiarlo a duce il costo, ma che era un po' stupidute, ha provato anche lei a fare così, e s'avviso che le succedut. Alle succedut che tal pignaton a je colade e così Zanetto fra che semule le schiampà di corse a chiase e dulaisa là sul piruzzaro un'altre volte a mangiare piruz poteva ben clamarlo somari Zanetto, Zanetto, veni udì che l'arbol.